Italia, sì, buongiorno. Ho visto le foto di Thomas che è in montagna con gli stessi gradi che ci sono qui e è sommerso di neve e è prevista neve al 90% anche qua, quindi io scappo subito e vado in pianura che poi devo andare da Mirko. Partiamo ragazzi, questa specie di avventura finisce ancora prima di iniziare, quasi, perché io purtroppo sinceramente senza doccia non riesco a stare. CP, andiamo a far shopping! So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go, and maybe I'll find out a way to make it back someday, to want you, to guide you through the darkest of your days. If a great wave shall... No, imprevisto, Mirko ha la febbre, vediamo un attimo adesso con lo zio se riusciamo intanto a tappare e dopo giro io un po' di falegnami nelle mie zone, diciamo. Can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go. Run away with my heart. Run away with my hope. Run away with my Con tutti i misteri che ho da fare anche a doccia. Ma sì, approfittiamo, cioè già che devo ribordare, rifare il pannellino eccetera, do anche una verniciata al piatto che devo farlo da più o meno 2 anni. Vabbè, ti risparmio i dettagli perché vedete c'è perfino sporco incragnato, cioè verrà quello e lo senti dall'odore. Poi da quando ho preso sto camper ho iniziato ad avere batteri di tutti i tipi, proprio veramente dal luglio che ho preso questo camper e là sono stato ricoverato per l'accesso alle tonsille e via batteri a 1000. Comunque, ok, via tutto, adesso sgratto proprio tutto, col cacciavite sto alzando la vernice, tanto sotto vetroresina vedi non succede niente, dopo ci ripasso anche con la carta vetrata, via tutto il, come si dice, il silicone, via tutto di tutto e si rivernicia tutto e si disinfetta tutto, cioè prima si disinfetta poi si rivernicia. Bon, però giustamente il zio insegna che con una spaietta te che metti 30 volte del manco. Oh, quando mi dicono, ma che bel pelo che ha il CP, te credo, lo spasso tutti i giorni con l'aspirapolvere, guarda che misteri. Regalino per i denti. Giusto per spalmare un po' di cadavere nell'alcantara là, se no cioè, è troppo triste, senza batteri, profumato, hai capito? Cioè è bello, puzzolente, incragnato, sporco di grasso, di batteri, di virus, tutta un'altra roba. Ah! Ragazzi, ci sto dando dentro di brutto col lavoro, da 2 giorni che sono in libera, difatti puoi vedere che sono al 58% le batterie, il che significa... Sì, esatto, tutto bello, però veramente non ce l'avrei fatta a utilizzare questo camper come ufficio con 2 batterie da 100, cioè sarei stato veramente sempre ciucciato. Con le 400 ampere ovviamente gioco sul fatto che potrebbe esserci del sole che mi ributta su, in questo caso no, adesso ci sarà una settimana, forse 2 addirittura, proprio di pioggia e nuvolo completo, tipo oggi, vedi? Cioè, proprio
l'assenza totale di ricarica dei pannelli. Anzi, vediamo, vieni con me. Perché cosa vuol dire? Allora, qua carico 0,3 ampere e di qua 0,4, 0,6, 0,9, 0,4, 0,1, a 0,2, 0, ma carico meno di un ampere comunque, meno di un ampere, e ne consumo al momento che sto consumando poco o niente 9 e qualcosa. Difatti vedi il pannellino, io sono in deficit una volta fatte le somme tra ricavi e spese in termini di corrente, sto consumando 8 ampere e mezzo, ok? Però nella vita reale cosa succede? Siccome sai, io ho la fortuna di stare qua in Veneto e in Friuli, almeno finché non lo chiudono, c'ho tante aree camper gratuite con la corrente, capito? Quindi quando io voglio stare un po' a farmi il giretto, stare un po' da solo, ma da solo per lavorare, vado in un'area camper, anche se ho le 400 ampere di litio e anche se ho il generatore che carica a 70 ampere, capito? Se invece sono costretto a rimanere in una zona dove non ci sono colonnine, allora lì si interviene il generatore. Perdonami se faccio ogni tanto i pipponi tecnici sui camper che magari non a tutti possono interessare, però è una roba figa, e un po' anche per descrivere, no, a volte gli stati emotivi di come si prende questa avventura, perché può sembrare anche tutto difficile. In realtà, come ben sai, mi creo sempre questi paracadute fisici, tangibili ma anche psicologici, che servono a farmi stare tranquillo e a farmi proseguire senza ansia, pensieri, eccetera eccetera. Pertanto questo caricabatterie da 70 ampere magari non lo useremo neanche mai, non lo so, però sapere che io ho la possibilità di stare in libera eternamente in quanto ho questo generatore mi fa stare veramente tranquillo, mi fa lavorare tranquillo, perché non è che sto facendo un lavoro importante, devo stare veloce che sennò consumo batteria. Anche adesso, guarda, mi ero fermato un attimino perché volevo girare sta clip, no? Perché ho visto che ero arrivato a metà batteria, allora avevo voglia di girarla. Anche adesso che sto parlando, magari mi metto una tisana eccetera, il computer resta acceso, non spengo neanche il monitor, cioè va bene l'avventura, ma dopo 5 anni uno anche si rompe i coglioni, ha bisogno di trovare appunto il suo giusto equilibrio. Il mio giusto equilibrio è quello di non star sempre là a dire cazzo devo spegnere il monitor, non ce la faccio, e le luci e questo e quello, insomma. Anche perché, ragazzo, ragiona, se no che vita è? Cioè, perché uno deve fare queste cose, questi esperimenti, queste avventure per star male? Perché privarsi di una cosa, o meglio sentirsi privato di una cosa, non è certo sinonimo di benessere, casa mia, Aspetta, perché sono le 10, guarda che trema perfino, e qui qualcuno vorrebbe, guarda come trema, le pape di Amy. Quanta agitazione, però vedi non le manda, cioè troppo abituato bene sto cane. Se ci fosse un inglese vorrebbe il breakfast di Amy. Ma questa è che sbava, dai. Vai Gioia, vai. Guarda, mamma mia che spettacolo sto cane. Ragazzo, mi vengomi un attimo. Il nuovo bagno di Pulmin, va che figata! Pazzesco, è tutto, aspetta. Eccoci qua. Questo tipo di tappettino è provvisorio perché non ho trovato il color legno. Per carità, come marroncino anche più o meno ci sta, è sempre un marroncino, però cosa importante, può servire anche ad altri, vedi, questo è quello tutto traforato, quindi il pavimento traspira, non crea muffe, non assorbe schifezze, batteri vari, quindi da adesso che l'ho provato è anche morbido e piacevolissimo al tatto se vai dentro coi calzini. E quindi niente, io ricomprerò di nuovo questo qui, anche perché adesso sono riuscito a fare la misura perfetta, tagliata bene, quindi questo me lo terrò come modello, costa poco, costa niente, e quindi perfetto. In più, guarda che spettacoli, tutto grazie zio, guarda che spettacoli, che capolavori. Sì, ovviamente abbiamo utilizzato la vernice bicomponente, non abbiamo utilizzato acrilici o cose del genere, spray, no, assolutamente. Quindi la vernice non la togli, insomma, ecco, è ritornato nuovo e resterà nuovo per un bel po' di anni. Guarda qua che devo farti vedere, cioè no l'euro, no il portachiavi che mi regala Steve, no la mia vecchissima lampadina
tazza, ok? Ma sempre questo strafante di cui parlavamo prima, ok? Intanto mi avanzavo un pezzo, piuttosto di buttarlo via ho detto intanto teniamolo qua per provare, lasciamo perdere il colore, ok? Però vedi, mi copre tutte le parti che erano bruttine, nel senso, vedi com'era, che c'era il bordo, è brutto, eccetera, eccetera. Quindi direi che un giorno con calma mi prendo le misure bene e me lo taglio bene e mi faccio tutta questa parte qua. Sì, 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 anche perché anche se c'era sporchizzo comunque un po' dentro, con l'aspirapolvere viene su e in ogni caso una volta al mese o quel che è lo puoi anche tirar via, insomma, ecco. Pertanto a queste nuove modifiche di Pulmin io do 10. E manca il Gio che diamo 10, il Gio che merita sempre il 10. È momentaneo il mio tarocchissimo oscurante di merda dal valore di 50 euro pagato 350, lo devo tenere qui perché in doccia non si è ancora asciugato questa qua più che altro, perché dietro a questo, che bello, l'ho preso in plastica adesso anziché in legno, dietro a questo c'è tanto silicone per unire le due parti, vedi? E quindi niente, adesso è giovedì, fino a domenica va lasciato lì così com'è. Ecco, mi sono dimenticato il smacabrillacciaio che era da mia nonna che per fare i termi qua. Vabbè ragazzo, tutto bello, tutto quello che vuoi, adesso torno a lavorare. Ciao belli!